Amici, benvenuti! Come sapete noi descriviamo tanti eventi in Sardegna, ma questo di oggi è davvero particolare. Assisterete ad una serata piena, ricca di avvenimenti che ci faranno divertire, ma soprattutto ci faranno pensare. La manifestazione si intitola Il cuore di Olmedo e adesso capirete perché. Allora, siamo nel campo di calcio di Olmedo. Come vedete io sono un grande campione, ho un passato da calciatore. Farò tutta l'intervista così? No, non ce la farò mai. Sono allegro perché questa sarà una serata bella perché qui ad Olmedo è successa davvero una cosa particolare. Tutto un paese che si è mobilitato per Tonino, quello che adesso avete appena visto scendere dall'ambulanza, che ha un grosso problema, ma grazie a tutte queste persone che si sono riunite lo risolverà almeno in parte. Quindi io riprendo, c'ho già il fiatone e c'ho solo 36 anni, io riprendo perché ora comincia il quadrangolare che vedrà protagonisti le vecchie glorie della Torres, i carabinieri, la polizia penitenziaria, i giovani di Olmedo. Via, calcio d'inizio! Sotto il cielo di un'estate italiana e negli occhi tuoi voglia di vincere un'estate, un'avventura. Adesso invece siamo qua con l'assessore alla pubblica istruzione e alla sanità, per cui tu sei proprio addentro al problema. La malattia di Tonino innanzitutto qual è? Allora, la malattia di Tonino soffre gli esiti di un ictus che lo costringe pertanto a rimanere allettato e avere continuamente bisogno di aiuto. Sì, ma mi chiedo perché abbiamo bisogno di fare tutto ciò quando in teoria la sanità dovrebbe fornire un accompagnamento, comunque i mezzi per riuscire a vivere dignitosamente. L'ASL ha tagliato numerosi fondi, pertanto non usufruisce tutti gli ausili utili e soprattutto quando si affrontano queste gravi patologie gli ausili che servono insomma non sono solo uno o due, ma è una serie che riesce comunque a ricoprire la quotidianità del paziente. E non riescono a darglieli tutti? No, non riescono a darli tutti, basti pensare che comunque l'ASL fornisce una carrozzina ogni 5 anni e se si fornisce comunque un ausilio non ti fornisce l'altro. Ma adesso Tonino ha avuto voi vicino, grazie a Dio, ma ci saranno tante altre persone che invece a casa stanno ascoltando questo discorso e purtroppo magari non si riesce a organizzare queste cose per tutti, e a quel punto cosa possiamo dire? Come si possono risolvere questi problemi? C'è un altro modo? Io non so com'è. In Italia la situazione è ancora molto tragica per certi punti di vista, ci sono ancora persone che comunque vivono, chi al primo che al secondo piano e non hanno ascensore e non possono uscire e comunque la nazione italiana è quella che per adesso per quanto riguarda barriere architettoniche è proprio all'ultimo posto rispetto magari alla Spagna, Francia, che comunque essendo nazioni europee sono comunque più avvantaggiate da questo punto di vista. E allora ci pensiamo
noi? Cominciamo dalla Sardegna. Cominciamo dalla Sardegna, da cominciamo Olmedo. da Olmedo, cominceremo ad adattare tutti gli stabilimenti marittimi e chissà, magari riusciremo a fare anche qualcos'altro. Ci rivedremo, Assessore, ci rivedremo per toccare questo tema. Grazie per adesso. So nothing will keep us together. Dai. In bocca al lupo. Oh, we can be heroes just for one day. Adesso siamo invece con il primo cittadino di Olmedo. Noi non ci aspettavamo, devo dire la verità, io manifestazioni di beneficenza ne ho fatto altre, ma credetemi, non ci aspettavamo una partecipazione così enorme anche da parte dell'amministrazione. Sì, una bellissima serata che credo che proseguirà così anche per la nottata, in quanto sono previste anche delle iniziative nella piazza principale. E noi da parte nostra insomma, abbiamo fornito più che altro la logistica dell'iniziativa, nel senso che abbiamo messo a disposizione gli impianti, le aree pubbliche sono state interessate dall'evento. Quello che ha fatto piacere è la partecipazione che c'è stata da parte di tutta la cittadinanza, perché poi l'iniziativa promossa da Maurizio Rosanna piano piano ha investito e ha interessato un po' tutti e tutti sono sentiti partecipi di questa bella cosa che comunque sia, insomma, ha dimostrato che Olmedo è solidale e quando c'è da dare in termini di solidarietà credo che insomma, non ci tiriamo indietro. Nel mentre in un'altra location all'anfiteatro dove si stanno preparando altri avvenimenti, io sono con Maurizio Mirarchi, ti rubo solo un minuto, che insieme alla moglie è l'organizzatore di questa bellissima giornata che io all'inizio del servizio ho descritto allegra. Oggi vivremo una giornata allegra, festosa, perché è successo qualcosa di importante, abbiamo dimostrato che tutti insieme, tutti uniti si può fare molto. Certo, sì, la manifestazione è al fine benefico, stiamo raccogliendo dei fondi nel corso della manifestazione per comprare un presidio sanitario al nostro amico che da 3 anni è allettato senza avere possibilità di muoversi. Ecco. Cosa gli è successo? Purtroppo ha avuto 2 ictus e da 3 anni è paralizzato a letto senza avere la possibilità di poter uscire, perché purtroppo per rientrare a casa sua c'è da fare una salita e non ce la fa con la carrozzella, quindi abbiamo pensato di organizzare questa manifestazione anche per raccogliere fondi e comprare una carrozzina a motore con i comandi di dietro per chi lo accompagna e poter affrontare proprio questa salita che vede dietro. Io davvero sono felice, mi devi credere Maurizio, di conoscere persone come voi, come te e tua moglie, ma poi tutti quelli che vi hanno seguito a ruota, perché con persone come voi, ma lo dico seriamente, il mondo è veramente migliore. Sì, è proprio vero, siamo stati circondati proprio da tanti amici che ci hanno dato una mano. I'm so hard to win down to the ground, yeah. Ah, yeah. Ooh, yeah. Il mondo degli artisti è sempre un mondo particolarmente sensibile a questo genere di manifestazioni che Olmedo, in occasione di questi primi eventi estivi, ha voluto conferire e ha voluto rappresentare. La scelta di fare una serata di questo genere con uno scopo nobile dà un senso forte alla vita sociale, alla vita di comunità del vostro paese. E adesso vi faccio conoscere una persona splendida, per tanti motivi. Uno, il primo dei quali, perché sei figlia di Tonino. E oggi ti vedo raggiante e più bella che mai, perché questa giornata di festa ti coinvolge anche a te. Ti ha stupito un po' la gente di Olmedo che si è dimostrata così tanto solidale con la vostra famiglia? Non ci aspettavamo tutto questo coinvolgimento dalle persone di Olmedo, ringrazio tutti chi ha partecipato, non solo Olmedo, perché comunque sono venute anche persone da fuori, ringrazio tutti di cuore. Grazie a tutti, con il cuore a tutti quanti, a chi mi vuole bene, chi mi ha insegnato a guardare avanti.
tanti ed anche a chi mi ha fatto male. Mi è servito per capire, grazie a chi mi ha detto no, a un sorriso sconosciuto, a una donna, ad un amico e a quella porta chiusa in faccia, a chi non mi ha tradito quella volta. Grazie a tutti. Sono veramente onorato di stare qua stasera per due motivi. Intanto per l'amicizia che mi lega con Tonino e la famiglia, e quindi per me era un dovere stare qua stasera, anche perché insomma, se non ci si aiuta tra amici, come ci si aiuta? E infatti voi l'avete dimostrato stasera, fatevi l'applauso, va. Pregherò per te. Adesso vi voglio far vedere un'altra bella iniziativa. Questa serata è piena di idee, una bella lotteria però diversa dalle altre. Questa è istantanea. E come funziona? Allora, la gente pesca il numero, io al numero ho abbinato un regalo, quindi per ogni pescata un regalo. E anche qui gli olmedesi stanno rispondendo. Sì, perché abbiamo avuto oggetti da negozianti, da cittadini privati e da chiunque. Crederai. Me la dici la verità? Io un po' lo so, ma perché tutti voi vi state mobilitando per questa motivazione oggi? Ti dico il mio pensiero, perché è una vergogna che una persona come Tonino gli siano levati tutti i diritti. È una vergogna perché una persona che è immobile a letto ha diritto ad avere tutta l'assistenza necessaria. Io t'amo, oh, questo è il primo segno che dà la tua fede nel Signor, nel Signor. Io ho visto questa animazione in piazza e ho detto ma chi sarà la presidentessa di questa associazione? Invece no, loro sono anonimi. Anonimi. Però oggi dovete uscire allo scoperto. A me piace troppo questa solidarietà e vorrei che la gente conoscesse queste persone che in questo caso aiutano i bambini, ma comunque a divertirsi. Noi ogni tanto, diciamo 2 o 3 volte all'anno, organizziamo uscite per fare una pizzata o il carnevale o manifestazioni del genere, i bambini aderiscono e quindi si divertono da morire, noi più di loro naturalmente, quindi una giornata di solidarietà come quella di oggi era molto importante comunque far partecipare i bambini, anche perché il signor Tonino ci teneva in modo particolare e quindi è stato il massimo proprio stare qua. grazie per quello che fate. Grazie a voi. Il coccodrillo come sta? Non c'è nessuno che lo sa. Ti dice mangi troppo, non metta mai il cappotto, che con i denti punga, che molto spesso pianga, però quando è tranquillo come fa sto coccodrillo. E l'intervista al barista in ogni festa che si rispetti non si nega mai. Siamo con Oia, ti ho rovesciato anche la birra. Ma è festa! Festa oggi, a Puttidilli. Voi siete di Olmedo? Sì. Allora dai, tornando un secondo seri, tu te l'aspettavi? No. Ascolta, raccontami qualcosa di Tonino, di quando era ragazzo, non so, di qualche tempo fa. È sempre stata una persona abbastanza socievole con tutti, ha sempre seguito i ragazzi per il calcio e per tutto, per la popolazione si è sempre fatto a pezzi, come si usa dire, si è sempre comportato bene come persona. Ed ecco perché oggi tutti gli sono vicini. Sì, ed è per quello. Va bene, grazie mille. Una birra adesso ce la offri. Sì, e me qua. Vedi, ci guadagno sempre, è per quello che ho fatto l'intervista. Ah, vaghissimo. Vamos a bailar, vamos a cantar, al ritmo de zumba lugi, una danza antica de tutta canta sasseria. Stasera presento una delle interpreti più dotate e più sensibili del panorama regionale. E Musica, il suo disco, compie un anno. Musica che mi fa stare bene, lei fa parte di me e in fondo mi appartiene. E musica vive dentro di me, in ogni respiro, ogni momento che vivo. Nel mio cuore io sento la musica.
Quello che mi interessa a cui mi interessa dare rilievo oggi è che Tonino là in mezzo sta godendo di una bella festa, e se lui ha così tanti amici intorno vuol dire che anche lui precedentemente ha dato molto alla comunità di Olmedo. Esatto, Tonino purtroppo prima di essere così era una persona molto attiva nel sociale, impegnata nel volontariato, ma disponibilissimo ad ogni cosa, ad ogni ora, e questo comunque sia oggi gli è stato riconosciuto, gli viene riconosciuto. Vedete che il bene paga, vero? Bruna Squintu? Sì, Bruna Squintu. Sa Sardegna in gloria, sardi nel cuore, sardi uniti nella fede, nell'amore, unitosi si storia. Sa Sardegna in gloria. Tra l'altro loro sono gli unici a Olmedo a poter gestire situazioni così, quindi io vi ringrazio per quello che fate e adesso continuiamo a goderci questa meravigliosa festa, ovviamente organizzata per Tonino, ribadisco. You know I love you, you know it's true. Give your all my love, baby. What more can I do? I'm walking by myself. I hope you understand. Oh, I want more to be your loving man. E dopo le esibizioni dei tanti gruppi accorsi ad Olmedo ad offrire il proprio contributo è arrivato un momento importante anche per la famiglia del protagonista della serata, in cui si è deciso di consegnare una targa a tutti coloro che hanno reso possibile questo piccolo miracolo, cominciando dagli sportivi protagonisti del quadrangolare per arrivare agli artisti e al presentatore. Nel mentre si potrà preparare Stefano Di Franco. Sono io. È una targa a me dato. E cosa c'entro io? Beh, è bello, non mi sono mai presentato. Dai. Stefano Di Franco sul palco. Ah, buonasera, salve, grazie mille, grazie. Ritiro il premio, grazie, sono contentissimo. C'è scritto proprio Stefano Di Franco, c'è scritto gruppo folk, me l'avete. Le targhe riciclate, cioè. Scherzi a parte, è stata davvero una serata ricca di emozioni positive, in cui Tonino Cingotti ha dato a tutti una lezione di vita. Vivere non solo per se stessi, ma anche per gli altri. Insomma, qui non ci sono battuti, ma c'è un solo grande vincitore, che è il paese di Olmiro. Grazie e complimenti.